Mauro Soppelsa, presidente Gallalto Bellunese. Il Gallalto Bellunese ha scelto di attivare dei progetti di comunità, 3 progetti di comunità per quanto riguarda il proprio territorio. 2 di questi riguardano la residenzialità per quanto riguarda il settore pubblico, riferimento all'Unione Montana del Comelico e in questo caso l'Unione Montana Centro Cadore. Auronzo ha partecipato al bando per la ristrutturazione dell'ex canonica di Reane, appunto di Auronzo, da destinare ai dipendenti pubblici che dovessero arrivare dall'esterno per lavorare all'interno del settore pubblico. Questi strumenti aiutano il comune di Auronzo a ristrutturare un edificio, in questo caso l'ex canonica, per poterla dare in affitto ai dipendenti pubblici che arrivano da fuori zona. I dipendenti pubblici che arrivano da fuori area non trovano alloggi disponibili o li trovano a prezzi troppo elevati e quindi dopo un periodo breve di permanenza se ne devono andare. Quindi non riusciamo a dare servizi alla popolazione se non viene risolto questo problema. Il Galla ha un altro progetto similare per quanto riguarda l'Unione Montana del Comelico, progetti sui comuni di Comelico Superiore e San Pietro, e invece ha un altro progetto di comunità in Agordino che è intitolato Il Dopo di Noi, che è rivolto all'accompagnamento delle persone disabili nel momento in cui venisse a mancare la rete familiare. Questi sono 3 progetti nuovi di comunità molto importanti per il territorio. Tutte e 3 stanno andando avanti nel loro percorso.